Bentornati a Momento Critico e bentornato al nostro critico Vianeo da Mestre, critico e direttore della scuola di recitazione e doppiaggio di Mestre, la Mestre School Oi Fame. La Mestre School Oi Fame. Sì, perché noi ai provini diciamo Oi Fame uno felice, Oi Fame un vigile, Oi Fame un caffè, perché ogni tanto ho bisogno anche di bere un caffè, per cui dico uno e farmi il caffè. Certo, una scuola famosissima che sta per realizzare il primo lungometraggio in produzione, giusto? Bravo, Vogliamo parlarne? Abbiamo un film in programma che dovrà uscire in tutte le sale di Mestre dintorni tra breve. Sì. Sono tre protagonisti amanti delle corse clandestine in auto. Scusi, sono attori della sua Certamente scuola? sì. Okay. Il più bravo innanzitutto è il protagonista ed è Tony Granso, è un ragazzo di Mestre, un attore straordinario, l'hai già sentito nominare, di la verità. No, Tony Granso. Tony Granso non l'ho mai ragazzi, sentito. Tony Granso, se uno praticamente se tutto quanto, se verto, tutto muscoloso, se praticamente Cosa tutto vuol dire verto. Severto? Se praticamente uno che cammina così, cioè talmente tanti muscoli, quelli... l'uomo manubrio praticamente, l'uomo manubrio, Severto. sì, talmente verto che quando chiude il portellone della sua station wagon diventa una smart. Per farla ritornare alla station wagon e verso il portellone diventa praticamente una sorta di fisarmonica. Ho capito, quindi il protagonista è Tony Granso e poi? E poi ci sono due gemelli, anche loro amanti delle corse clandestine su auto, e si chiamano Fausto e Furio. Sì, Mi pare di averli già sentiti. Sì. Quindi questi Tony Granso, Fausto e Furio. Bravo, cosa fanno? Decidono di partire a bordo della loro auto una Ritmo dell'83 di colore rosso. Certo, perché sono amanti delle corse e quindi la Ritmo dell'83 proprio identifica quel mondo lì. Un macchino. Quando arrivano dal benzinaio per fare benzina, prima della loro Ritmo certo, per Ciuccia benzina rossa. Ciuccia ancora la benzina rossa. E dove la trovo, scusi? Non la trova, se quel problema. Ecco. E allora praticamente si fermano a un benzinaio cercando e gli dice: ma sai questo benzinaio mi par beo? Ma in quel mentre stanno godendosi il benzinaio, vedono che c'è una ragazza dall'altra parte, in un'altra pompa, che praticamente sta per pagare al distributore automatico. Al self-service. In quel mentre le cade un biglietto da 20 euro. E lei naturalmente si china per prendere il biglietto a 20 euro. Non hanno fatto loro i galantuomini che sono andati a raccogliere, no? No, loro erano tutti lì a osservare questo splendido paesaggio. Cioè, scusi. Che dà tra l'altro anche il titolo al film. Scusi, non ho capito, c'è una donna che si china a raccogliere 20 euro a un distributore e questo dà il titolo al film? Sì. E come si chiama? Guarda che bel Kuwait! Ma dai, per piacere! Salutiamo e ringraziamo il nostro Vianeo da Mestre e alla prossima puntata del Momento Critico. Sì, che tra l'altro avevo un altro progetto meraviglioso. No, praticamente è un progetto che ha in mente di fare una denuncia sociale. Hai presente che in laguna, che c'è tutte queste barche che praticamente ogni tanto si scontrano perché non riescono c'è un grande traffico. Che c'è un traffico, ma non è regolamentato. E ora praticamente io ho proprio un progetto che vuole parlare di questo. Come si chiama Una rotonda sul mare. Per piacere, vada via, Vianeo, vada via.